Siamo qui con Umberto Del Prete. Come vedete, insomma, non c'è bisogno neanche di spiegarlo, ma è il Totò vivente numero uno. Però a lei l'hanno fatto commentatore. Se non ve l'hanno fatto, vi faranno commentatore. O per pacco. Comunque io ringrazio Peppe per avermi ospitato qui. E tu hai nominato Umberto Del Prete, che è il mio alter ego. Viva Totò. Io sono un appassionato di Totò. E ogni volta che indosso questo cappello succede qualcosa di magico. Io ti ho conosciuto proprio vedendo un video su internet. I primi video erano virali, mi sono messo costantemente sulla pagina Facebook. Come ti è nata l'idea di diventare un imitatore di Totò? Da ragazzino vedevo i film di Totò, l'unica opzione di intrattenimento era la televisione. Io ho assorbito, anche perché Totò è il maestro di tutti gli attori, non solo quelli napoletani. Ringraziamo Umberto Del Prete. Anzi, io lo saluto da Totò, ecco qua.